8 del mattino di giovedì 26 febbraio. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora, cominciamo con le notizie anche delle ultime ore, perché nella serata di ieri a Niscemi, a un mese esatto dalla frana, c'è stata una fiaccolata, un gesto collettivo per non dimenticare, ma anche per chiedere verità, sicurezza e futuro, una mobilitazione organizzata dal comitato Evento Franoso, il servizio. Migliaia di persone hanno invaso le strade di Niscemi, una mobilitazione senza precedenti voluta dal Comitato Evento Franoso per ribadire un messaggio chiaro. Niscemi non vuole essere dimenticata. In testa al corteo uno striscione, il coraggio di restare, la forza di cambiare. Nessuna bandiera politica, solo cittadini, famiglie sfollati e imprenditori, un'intera comunità che chiede risposte. Il nostro obiettivo è quello di non far abbassare la guardia, quindi permettere all'opinione pubblica, alla stampa di visualizzare la problematica che dobbiamo affrontare, evitare che quindi cali il sipario e soprattutto stimolare le autorità politiche a attenzionare e risolvere le problematiche che stiamo affrontando quotidianamente. Il corteo ha attraversato le vie simbolo della città e si è fermato davanti all'accesso sbarrato della SP12, una delle zone più colpite dalla frana. Qui il silenzio pesa quanto le macerie. Dal 2000 al 2025 non è stato fatto nulla, quindi speriamo che con questa marcia vogliamo sperare che ci sia un futuro diverso, che non si ripeta il 97 e che anzi Niscemi torni ad avere la sua identità. All'arrivo al santuario di Maria Santissima del Bosco non si riesce a vedere ancora la fine del corteo. La risposta della gente è stata eclatante. La prima cosa è far rientrare le persone nelle loro case in sicurezza, quindi iniziando le opere di risanamento. Senza opere di risanamento Niscemi non può ripartire, quindi è importantissimo che si facciano quelle opere indispensabili immediatamente per far ripartire tutta la città, sia la viabilità, sia le opere idrauliche, il costone che venga messo in sicurezza, tutte quelle opere indispensabili per salvaguardare l'intera città. Le fiaccole illuminano la notte di Niscemi, una luce fragile ma ostinata, perché qui nessuno vuole arrendersi all'oblio. E ricominciamo, anzi cominciamo la nostra rassegna proprio da questa marcia di ieri sera a Niscemi, Marco. È proprio così, Angelo, perché se andiamo a guardare poi i titoli che vi faremo vedere fra poco, ci si concentra su due obiettivi. Uno su quello che si deve fare in questo momento, come è stato ribadito anche nel corso del servizio che abbiamo sentito. L'altro punto invece è quello che non è stato fatto 26 anni fa. Andiamo subito sulla Gazzetta del Sud. Niscemi, un mese dalla frana, con la fiaccolata che attraversa il paese. Il lungo corteo, come abbiamo visto, ha visto la partecipazione silenziosa e pacifica di centinaia di persone. Presente il Vescovo che ha esortato tutti a non perdere la speranza. L'inchiesta aperta, ecco qua il secondo punto che vi dicevamo, è ancora contro ignoti, arriva l'esenzione totale per un anno del ticket sanitari. Ma se andiamo nelle altre pagine che vi facciamo vedere, per esempio questa che è Repubblica Palermo, andiamo anche su ciò che non è stato fatto, sulla prevenzione non messa in atto dopo ciò che è successo nel 97. Niscemi stretta nella fiaccolata, la protezione civile ignorata sul pericolo di una nuova frana. Acquisita dalla Procura la relazione in possesso di Roma che risale a 26 anni fa. Il sindaco intanto incontra Salvini sulla viabilità, esenzione ticket, l'abbiamo letto. Ma per chiudere questa parte della rassegna stampa vi faccio vedere una pagina interna del Corriere della Sera dove si parla proprio della situazione di 26 anni fa. Agire subito su acque e crepe, questo era il tema della relazione che è stata fatta nel 97. La frana annunciata 26 anni fa, la relazione del 2000, appunto questa è la relazione dopo la frana del 97, agli atti delle indagini, possibili eventi rilevanti, e c'è anche una foto appunto di quella relazione che sembrava purtroppo pronosticare tutto quello che adesso è diventata amara realtà. Angelo, a te. Allora, Niscemi, abbiamo parlato della frana, adesso andiamo nella Cese. Si riparte a Stazzo dopo i danni causati dal ciclone Harry e sono stati già avviati i lavori per il ripristino dei porti. Il nostro servizio sul tema.
C'è qualche problema? Siamo ormai addirittura d'arrivo, riapriremo i nostri lungomare, chiaramente con qualche cerotto. Sarà un'estate quasi normale. Il sindaco di Acireale Barbagallo lo dice senza esitazioni, in una stazzo baciata dal sole, con i raggi che riscaldano il cuore e l'anima, tenendo lontano i cattivi pensieri del ciclone Harry. Chiaramente ci sarà ancora molto da fare, ma dal borgo marinaro Acese arrivano segnali forti e chiari. L'esempio è la strada e la massicciata sul lungomare rimessi in sesto in meno di un mese. In questo mese abbiamo fatto il possibile, tutto quello che la legge prevede rispetto alle messe in sicurezza, quindi siamo ormai addirittura d'arrivo e noi abbiamo sotto le strade pietra lavica, quindi siamo tra virgolette fortunati perché c'è una certa sicurezza, mentre dove le strade sono state realizzate nella sabbia i problemi sono, diciamo, di natura differente. Il comune di Acireale ha fatto la sua parte, ma per l'ultimo step servirà l'intervento di Stato e Regione. Manca l'ultima quota parte per cercare di tornare realmente alla normalità e ci attendiamo quindi una risposta immediata da parte della Regione Siciliana e dello Stato. Intanto dal Genio Civile arrivano altri segnali confortanti con lo stanziamento di fondi per il ripristino e la funzionalità dei porti. La fetta più importante è destinata proprio a Stazzo, 500.000 euro, poi Pozzillo 450.000 e Santa Tecla 400.000. I lavori, fa sapere Barbagallo, sono subito esecutivi. Del resto, per chi vive di mare e per il mare non c'è tempo da perdere. E allora vediamo quali sono invece le reazioni e comunque anche le notizie a proposito di questa ripartenza, ma ce ne potrebbero essere a breve, speriamo anche altre, perché la situazione è davvero difficile in prossimità proprio ormai dell'estate. Esattamente, del periodo estivo, per cui tutti si interrogano su quello che si può fare per appunto ripartire. L'abbiamo sentito nel nostro servizio, lo leggiamo anche sui giornali e non solo a riguardo di ciò che avviene appunto nel litorale ionico, ma ad esempio guardate questa pagina, la pagina di Catania della Sicilia, l'apertura, con i danni invisibili del ciclone Harry, con i canali ostruiti da rifiuti e detriti. Il comune, stiamo parlando di Catania appunto, ha già stanziato fondi e preparato il bando, sollecitata anche l'autorità di bacino. Se andiamo nella pagina interna troviamo appunto, scusate, questa la facciamo vedere subito dopo, che è quella relativa al servizio che abbiamo visto, ma eccoci qua, corsi d'acqua ostruiti, è scattato l'allarme. Dopo il ciclone un bando del comune per interventi nei canali Arci e Fontana Rossa, attesa perciò che è di competenza invece regionale, per cui diciamo il comune si muove con un po' più di difficoltà invece la regione. Torniamo appunto a ciò che abbiamo visto nel nostro servizio con il piano per i porti danneggiati dalle fortissime mareggiate di quei 2 giorni. Eccoci qua, siamo sempre sulla pagina della Sicilia, ma nelle pagine interne della provincia. Ad Acireale un piano per i porti danneggiati, il Genio Civile avvia la messa in sicurezza degli approdi nelle 5 borgate colpite dal maltempo. 1,7 milioni per Stallo, Pozzillo, Santa Tecla, Santa Maria la Scala e Capomulini, con le immagini e le foto che abbiamo appunto già visto nel nostro servizio. A te. Ora ci occupiamo di altro, perché ieri a Palermo c'è stato un confronto molto diciamo duro in alcuni momenti tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a proposito del referendum sulla riforma della giustizia. Ma sentiamo diciamo, come sono andate le cose ieri nel pomeriggio. State realizzando un disegno di politica criminale. Volano parole grosse a Palermo nel confronto fra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul referendum ormai alle porte che riguarda la riforma della giustizia e la separazione delle carriere dei magistrati. Ospiti della Fondazione Lauro Chiazzese di Palermo insieme ai rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura e dei partiti, fra i quali, solo per fare un nome, il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, il ministro e il presidente del Movimento 5 Stelle non si sono risparmiati le stoccate. Per Nordio la separazione delle carriere è nelle cose ed esiste già in tutti i paesi civili.
Con l'introduzione di un codice accusatorio in tutti i paesi del mondo, tutti dove esiste il sistema accusatorio e anche dove non esiste, le carriere sono separate. E c'è una ragione, perché, lo ripeto ancora una volta, il pubblico ministero è parte del processo e non può far parte, scusate il bisticcio delle parole, della stessa famiglia di cui fa parte il giudice terzo imparziale. Ma Giuseppe Conte accusa il governo di non essere chiaro e chiede di votare no, non per quello che c'è scritto nella riforma, ma per quello che nella riforma non viene detto, ovvero il fatto che attraverso queste modifiche costituzionali si apre al controllo della magistratura da parte del governo di turno. Il ministro, la separazione delle carriere nella sua dichiarazione 2010, libro con Pisapia, non serve assolutamente a nulla, è già nella realtà. La finalità è ben oltre, l'ho detto, rivendicare il primato significa rivendicare il potere del governo di turno di ripararsi dalle inchieste della magistratura. Alla fine spazio alle domande degli studenti universitari siciliani, protagonisti nel corso di un dibattito che è stato realizzato in memoria di Lauro Chiazzese, che fra l'altro è stato anche rettore dell'Università di Palermo. Il tema infiamma la politica, questo tema in particolare. E infiamma anche le prime pagine dei quotidiani, perché è un tema che ritorna, Angelo, sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e che prende spunto anche da quello che è successo a Palermo. Noi per ora restiamo sulla cronaca regionale, andando sulla prima di Repubblica Palermo, con l'esito sul filo, e questa è una nota che riemerge ormai dopo il primo sorpasso del no sul sì in alcuni sondaggi. Adesso la situazione sembra un po' appunto sul filo. Sfida Conte Nordio a Palermo, c'è un sondaggio sul referendum, sì avanti di poco in Sicilia. Tajani nel vertice di Forza Italia a Roma sprona Schifani e gli alleati, bisogna fare di più sul territorio. Andiamo nelle pagine interne e in questo caso restiamo su Repubblica proprio per questo no in testa nella Sicilia orientale, mentre il risultato sul filo, diciamo che la Sicilia un po' riflette quello che è la situazione siciliana. Questo testa a testa, questo 50-50 per il momento. Ma il tema del confronto che abbiamo sentito nel nostro servizio fra Nordio e Conte ritorna e riemerge sulle prime pagine. In questo caso siamo sulla Sicilia, perché vi facciamo vedere il testa a testa appunto in Sicilia e le scintille fra Nordio e Conte, come abbiamo visto sul referendum. Qui siamo sulla Sicilia di Catania. E qui invece sulla pagina interna di Gazzetta del Sud, scintille fra Nordio e Conte, le avete ascoltate, sul referendum sulla giustizia. Il ministro che tende la mano ai magistrati, nessuno vuole umiliarli dopo il voto, il dialogo sulle leggi di attuazione. L'ex premier volete addomesticare il terzo potere. Queste le frasi. Grazie Marco, adesso invece parliamo di una operazione della Guardia di Finanza in provincia di Messina, esattamente a Patti, perché la Guardia di Finanza di Patti, coordinata anche dalla Procura della Repubblica del Tribunale locale, ha denunciato 5 persone fisiche e anche una persona giuridica che sarebbero responsabili di reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche e di autoriciclaggio. In particolare questo provvedimento ha disposto il sequestro preventivo di somme di beni anche mobili e immobili per un valore di oltre 1,8 milioni di euro, che corrispondono proprio al profitto, diciamo, illecito che sarebbe scaturito da queste condotte. Particolari chiaramente nei nostri telegiornali di oggi. Adesso andiamo a Palermo, dove è stata chiusa per un mese una sala bingo dopo il concerto di un cantante neomelodico, un concerto al quale erano presenti 2 boss mafiosi di spicco. Una sala bingo a Palermo in via Messina Marina è gremita di gente, non soltanto per tentare la fortuna, ma anche per ascoltare il cantante neomelodico Anthony e le sue dediche a chi si trova rinchiuso in carcere.
Per questa sala è arrivata la chiusura per un mese da parte del questore Vito Calvino. Tra il pubblico c'erano infatti Giuseppe Caserta e Claudio D'Amore, già in passato condannati per reati di mafia e riconducibili alle famiglie di Brancaccio e Corso de Mille. Il neomelodico si è esibito con diverse canzoni del suo vasto repertorio, scambiando gesti di intesa con i suoi fan e con Caserta e D'Amore, seduti entrambi in prima fila per assistere allo spettacolo. La partecipazione dei due, lontana dall'essere considerata un mero ascolto passivo del concerto, non può non essere ritenuta una lesione della sicurezza pubblica, in quanto avvenuto in presenza del pubblico, spiegano dalla questura. Dopo quanto pubblicato su TikTok, gli investigatori della polizia hanno avviato degli accertamenti per ricostruire l'organizzazione dell'evento, un evento che certamente non poteva tenersi in quella sala. Oltre alla sospensione dell'autorizzazione per la sala bingo, al cantante è stato notificato un foglio di via, dovrà lasciare Palermo e non potrà farvi ritorno per i prossimi 2 anni. E c'è un'altra operazione della Guardia di Finanza, stavolta però siamo ad Agrigento, una maxi frode fiscale da oltre 35 milioni di euro. Le persone coinvolte, diciamo, e non solo persone fisiche, circa 200 comunque le imprese che sarebbero state individuate, avrebbero utilizzato delle fatture false per sponsorizzazioni mai avvenute. In questo modo si abbatteva il reddito e si riducevano le imposte. Le indagini della compagnia di Sciacca hanno portato alla denuncia di 18 persone e anche di 13 società. Al centro di questo sistema c'era un imprenditore di Agrigento che è ritenuto la mente della frode. Come detto, sequestrati 305.000 euro in contanti e poi ancora una villa di lusso, 4 auto di grossa cilindrata. Anche in questo caso i particolari nel corso dei nostri telegiornali di oggi. Torniamo di nuovo alla rassegna stampa con Marco Carli, quella regionale. E io parto, Angelo, dal nostro sito, da siciliaweb.it, per andare a vedere la nostra home. Oltre gli articoli che vedete di spalla con il referendum, ne abbiamo già parlato, il faccia a faccia Nordio Conte, c'è un'apertura dedicata alle amministrative in Sicilia, particolarmente interessante, che fa il punto di tutto quello che avverrà nel mese di maggio per le elezioni amministrative, con i ballottaggi il 7 e l'8 di giugno, con 3 capoluoghi interessati, Messina, Agrigento e Enna, e si eleggeranno i sindaci e i consigli di altri 62 comuni. Per esempio nella provincia di Catania c'è interessato un comune molto grande come Bronte. Ci sono tutte le indicazioni con i nomi in questo momento che sono già emersi, legati appunto a queste amministrative di fine maggio, appunto inizio giugno, con il ballottaggio. Tornando invece alle prime pagine dei quotidiani cartacei, ritorniamo sulla Sicilia perché vi faccio vedere anche le altre notizie, ad esempio tante cose che troveremo anche sulle cronache nazionali, così incominciamo a dargli uno sguardo. Tanti quotidiani nazionali aprono con questa notizia. Sul capolarato, diciamo, in questi, per quanto riguarda i rider, anche Deliveroo sotto accusa, 20.000 con paghe da povertà. Oppure il comizio fiume di Trump sullo Stato dell'Unione, così si chiama questo diciamo, è un comizio ma è un discorso in realtà sullo Stato dell'Unione che diventa un comizio fiume. USA rispettati, Stati Uniti rispettati, vado avanti con i furiosi del Dem. Poi a parte le scintille sulla giustizia di cui abbiamo già parlato, chiaramente tanto tema anche sui quotidiani regionali su Sanremo, che perde di appeal, così dicono almeno i dati d'ascolto, con il pubblico che tradisce il festival, 3 milioni di spettatori in meno. Permettimi, Marco, di sì. rilevare che negli altri anni forse nella prima serata non c'erano in contemporanea partite di Champions, le partite di Champions quindi League. Queste, forse anche ieri c'erano altre 2 partite, per di più una in particolare. con squadre importanti in Italia. Questo come adesso non vogliamo giustificare nessuno, però certamente il pubblico che segue il calcio avrà continuato a seguire il calcio. Oggi si avrà un'idea un po' più chiara probabilmente vedremo se così sarà, no? della situazione, ma ne parlerai sicuramente già in questa trasmissione,
con tutti i nostri speciali durante la giornata, come sapete. Giornale di Sicilia. Andiamo ai titoli, perché il titolo di apertura del Giornale di Sicilia è dedicato appunto al referendum, Nordio che apre al dialogo, il confronto, dopo il voto. Conte parla di frottole, sondaggi in equilibrio, come abbiamo visto nei precedenti pezzi che siamo andati a leggere. La strage di Monreale, chiesto il giudizio per 3 davanti al giudice il 25 marzo, a poco meno di un anno dall'eccidio. Anche in questo caso la parte dedicata a Sanremo, con gli ascolti in calo e con le parole di ieri di Conti durante la tradizionale conferenza stampa che si tiene ogni giorno. Ha detto: pensavo anche peggio. Contento lui, diciamo, contenti tutti. Gazzetta del Sud, anche in questo caso la prima notizia è dedicata lo troveremo anche sulle pagine interne anzi sulle prime pagine dei vari quotidiani nazionali, a questi schiavi, così vengono chiamati. Il titolo è particolarmente azzeccato: gli schiavi del terzo millennio, 20.000 rider sfruttati e con paghe da povertà. Dopo Glovo, anche Deliveroo sotto accusa, il colosso commissariato per caporalato, i fari del PM su altre 7 società non indagate. Questo leggiamo su Gazzetta del Sud. Altri temi che vi vogliamo fare leggere li ritroviamo sempre su Gazzetta del Sud, sulle pagine interne. Ad esempio le isole minori, anche loro flagellate, ne abbiamo parlato poco fa, di tutto ciò che è successo con il ciclone Harry, la parte ionica che prova a rialzarsi, anche quella tirrenica, diciamo, delle isole Eolie ha i suoi problemi. Lipari, d'Acqua Calda e Porticello, scrivono a Musumeci e Pichetto, la denuncia indirizzata ai 2 ministri: vulnerabilità del litorale alle mareggiate sempre più intense, con questo clima che cambia, che ormai è cambiato rispetto a quello di alcuni decenni fa, e frequenti queste scusate, piccoli problemi con il nostro giornale, frequenti con il protrarsi di criticità serissime già segnalate negli anni scorsi e mai risolte. È un tema questo che ritorna. E poi, per chiudere questa parte della nostra rassegna stampa, ritorniamo sempre nel Messinese e andiamo questa volta a Giardini Naxos. Picchiata in casa, resta in carcere l'ex convivente, convalidato il fermo per tentato femminicidio del 41enne catanese che la notte tra il 21 e il 22 febbraio ha sequestrato per alcune ore la donna, aggredendola e pestandola a sangue. A te, Angelo. Sì, grazie Marco. Adesso diamo uno sguardo invece alla situazione traffico. Cominciamo con le immagini che ci arrivano dal Tondo Gioieni. Eccole qua, vedete in questo momento la situazione sembra, come tutte le mattine a quest'ora, andare a rilento, perché chiaramente siamo in un momento di spostamenti, ora di punta per un passaggio. Chiaramente magari si accompagnano i figli a scuola, chi va a lavorare, chi va ad aprire anche il negozio. Allora vediamo un attimo invece la situazione in via Vincenzo Giuffrida. Anche qui devo dire che stamattina la giornata si presenta comunque con il cielo azzurro, ma le automobili sono sempre tantissime che invadono e fanno ingresso in città. Da via Vincenzo Giuffrida torniamo un attimo, se riusciamo a farlo. Vedete, situazione anche qui, parte bassa della circonvallazione, il tratto che diciamo vede le auto andare verso Ognina, verso il mare dunque, e l'altro in risalita per andare invece verso il Policlinico. Qualche piccolo disturbo su queste immagini. Adesso invece speriamo di poter vedere in maniera limpida, e lo facciamo in tutta la sua maestosità, l'Etna, un leggero fumo bianco che appare dalla sommità, però insomma l'Etna è ancora ricoperta dalla neve. E rivediamo anche altre immagini che arrivano da Taormina, il golfo di Taormina con l'Etna sullo sfondo. Anche qui possiamo dire che il cielo stamattina è diciamo sereno, il cielo è azzurro davvero stamattina. Ci fermiamo, breve sosta, poi torneremo di nuovo ai quotidiani. Stavolta vedremo insieme i titoli e non solo quelli delle testate nazionali.
Bentornati a Buongiorno Sicilia, fra poco i primi collegamenti con Sanremo, avremo con noi Roberta Lunghi e Veronica Barbarino, ma intanto torniamo e vediamo di leggere insieme i quotidiani in edicola, quelli nazionali. Marco. Ti do i temi principali, Angelo, di ciò che troviamo sui quotidiani nazionali, partendo a livello di cronaca estera da questo discorso sullo Stato dell'Unione da parte di Trump, che ha parlato poi fondamentalmente di quella che è l'America secondo lui in questo momento, quelli che sono gli Stati Uniti in questo momento. Tornando invece ai nostri lidi, c'è la situazione di Deliveroo con questo caporalato che emerge in questa situazione dei rider, e poi lo scontro, abbiamo accennato anche nelle pagine dei quotidiani regionali, perché poi questo scontro parte da ciò che è successo a Palermo, è uno scontro in atto comunque da tempo per quanto riguarda il referendum sulla giustizia. Allora andiamo sul primo tema, anzi su quello dei rider, perché è l'apertura di Repubblica con questo titolo: i rider come schiavi. Dopo Glovo, la procura di Milano commissaria Deliveroo per lo sfruttamento dei fattorini, l'algoritmo come datore di lavoro, non garantita un'esistenza dignitosa con 4 euro all'ora. Anche in questo caso troviamo le parole sul referendum, solo quelle di Conte, le parole che Conte riferisce a Nordio, o almeno dice a Nordio, una riforma criminale per Conte. Il tema però dei rider sfruttati emerge anche nelle altre pagine dei quotidiani nazionali, partendo soprattutto dal Manifesto, che come al solito usa anche un titolo forte, lo andiamo subito a vedere. È questo il titolo: le catene. Chiaramente non ci si riferisce alle catene delle biciclette, ma fondamentalmente allo sfruttamento di questi ragazzi, paghe sotto la soglia di povertà, lavoratori puniti da un algoritmo. La Procura di Milano alza il velo sul caporalato digitale, a farne le spese almeno 20.000 rider proprio del colosso Deliveroo. Pensare che ci sono stati nei tempi anche dei film che hanno un po' fatto luce su questi argomenti, anche comici, fra virgolette, che però diventano situazioni drammatiche come quelle che abbiamo letto e che stiamo leggendo in questi giorni. Nel mirino anche McDonald's, Esselunga e Burger King, questo scrive il Manifesto. Anche La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, che aprono con questo titolo: rider sfruttati e sottopagati, la commissariata Deliveroo, e poi la Procura di Milano che procede contro la multinazionale delle consegne a casa. Su Verità chiaramente c'è anche un approfondimento di questa notizia, e lo ritroviamo proprio sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che apre in questo modo: danno da mangiare agli italiani, però affamano migliaia di migranti, le multinazionali del cibo fanno soldi e la sinistra guarda. Diciamo che è un tema diverso rispetto a quello che leggiamo su altri quotidiani, ripeto, più un approfondimento. Dopo Glovo, la Procura di Milano mette sotto controllo, questo lo leggiamo sulla Verità, mette sotto controllo giudiziario anche Deliveroo, accusata di sfruttare gli schiavi del sabato sera con paghe infime. Questi sono i frutti avvelenati dell'accoglienza a tutti i costi. Gli altri temi, l'abbiamo detto, c'è poi il tema del discorso di Trump, quello sull'unità della nazione, che diventa una sorta di propaganda, fra virgolette, di quello che è stato fatto e di quello che lui pensa di fare proprio nel bene, nel nome degli Stati Uniti. Unità dell'oro, così ha detto Trump, ovviamente sollevando un vespaio di polemiche, perché come sapete bene non tutti sono d'accordo con le idee del tycoon. E allora andiamo subito a leggere qualche titolo, ad esempio su Domani.
Questo è il titolo che troviamo, Trump Show tra insulti e paura. Intanto nel discorso sullo Stato dell'Unione il Presidente si autoelogia appunto e attacca. I Dem ci ruberanno il voto. Il cancelliere tedesco, intanto, questa è la seconda notizia, Merz che spariglia e fa affari con Xi, rompe gli indugi e stringe accordi con la Cina, mentre Meloni resta immobile. Questo è il titolo di domani, ma ci sono ovviamente altri quotidiani che danno spazio a questa notizia, con il Presidente che arringa per 2 ore il Congresso. Qui siamo su Avvenire. Dalla Chiesa americana arriva invece un nuovo segnale, la voce dei vescovi dalle frontiere degli Stati Uniti. Cambiare strada sulle deportazioni, altro tema. Abbiamo visto dei vescovi che sono entrati nel merito per quanto riguarda la situazione migratoria in Italia e in generale in Europa. Qua siamo sulla situazione legata invece a ciò che arriva, a ciò che succede nelle frontiere per ciò che riguarda invece gli Stati Uniti. L'altro tema, come vi dicevamo, è quello della riforma della giustizia. Sulla riforma della giustizia la polemica è costante e continua. Abbiamo letto sui vari quotidiani regionali, ma ritroviamo la notizia anche sui quotidiani nazionali. Ad esempio, qua siamo sul Fatto Quotidiano. Vi facciamo vedere il titolo perché riemerge una notizia di qualche tempo fa, di qualche anno fa. Giustizia domestica, questo è il titolo che troviamo sul Fatto Quotidiano. Nordio, il suo errore l'ha fatto pagare a noi. Lo Stato ha dovuto dare 20.000 euro a D'Alema e Occhetto. Le carte sul ritardo, quando era PM dimenticò quel fascicolo per 4 anni, 0 rivalse dal Ministero, ed è appunto questo botte e risposta continua che abbiamo visto anche ieri noi in diretta a Palermo, perché la riforma della giustizia fa certamente discutere. E allora, ad esempio, il Riformista va con una scheda di quello che sarà il referendum costituzionale, la sinistra che vota sì. Questo è il tema. Battista, Concia, Craxi, De Giovanni, Esposito e vari altri nomi. Tante significative le adesioni all'appello del Riformista. Approvate il testo della legge di revisione, eccetera, 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 con appunto questo sì e il no che si contrappongono. Abbiamo letto anche di sondaggi che parlano di un testa a testa veramente serrato per ciò che succederà appunto nell'ultimo weekend di marzo. Sulla notizia ancora le polemiche, ancora che arrivano da Palermo, con il faccia a faccia sul referendum, con Conte che smaschera Nordio. Dalle destre un disegno di politica criminale. Smaschera il governo nel faccia a faccia con Nordio sul referendum del 22 e 23 marzo. Il leader pentastellato sottolinea il disegno, appunto, secondo lui, di politica criminale delle destre, accusandole di volere una giustizia addomesticata, questo dice Conte. Ma sempre sulle storie della giustizia apre ad esempio Il Tempo. Andiamo a vedere quello che troviamo sul quotidiano romano, Vite nel tritacarne, storie di malagiustizia, 16 anni di calvario per una frase tagliata, incesto giudici PM, questo dice Mario Landolfi, e poi Stefano Esposito atteso 7 anni e mezzo per essere assolto. Il PM l'hanno premiato. Un ex ministro e un ex senatore, un destino comune, calvario giudiziario e assoluzione, in mezzo la vita e la carriera distrutte dall'accanimento dei magistrati contro la politica, perché poi, e così chiudiamo questa nostra rassegna stampa, il tema è sempre quello, c'è questo filo sottile che unisce appunto due poteri che devono essere completamente distinti, ed è di quello che si discute in questo momento.
A te Angelo. D'accordo, grazie allora a Marco Carli. Adesso è il momento di aprire la prima finestra con Sanremo. Vedo già pronta davanti all'Ariston, che ormai è diventato praticamente la sua prima casa, non seconda casa, ma la sua prima casa, Roberta Lunghi. Buongiorno Roberta. Ma buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia, anche se forse buongiorno Sicilia potremmo dirlo proprio qui Angelo, perché se ci avete seguito sai quanti siciliani abbiamo incontrato durante le serate di attesa del Festival di Sanremo. Devo dirti che qui adesso lo vedi, è come se fosse insomma un clima surreale, no? Cioè il fatto che davanti a queste transenne non ci sia nessuno è emblema del fatto che magari gli artisti attesi si svegliano un po' più tardi. Sì, siamo qui e resteremo qui anche per i prossimi collegamenti con Buongiorno Sicilia, in attesa di raccontarvi le impressioni della seconda serata, la seconda serata che come sappiamo è stata dedicata ai giovani, ai 4 giovani, 2 ci metteranno questa sera nella gara che porterà alla vittoria appunto della sezione dei giovani. Se vuoi vado avanti, altrimenti no, ti Roberta, restituisco la linea. facciamo così. E ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, era soltanto per aprire una finestra su Sanremo qui a Buongiorno Sicilia. Aspettiamo anche di poter avere insieme a noi anche Veronica Barbarino da un'altra postazione da Sanremo, e fra poco dunque ci ritroveremo. Intanto facciamo pubblicità, il primo ospite, e poi torniamo a Sanremo con te e con Veronica. A fra pochissimo. Eccoci, bentornati a Buongiorno Sicilia e diamo il benvenuto e il buongiorno al dottore Angelo Di Grazia. Buongiorno. Cardiologo del Policlinico Rodoligo di Catania. Dottore, stamattina parliamo di una iniziativa che è, diciamo, importante, fondamentale, ma per tutti, ma proprio tutti noi, ed è molto semplice anche. Stiamo parlando di Pulse Day. Esatto, Pulse Day. Domenica 1 marzo è la giornata mondiale del riconoscimento delle aritmie cardiache attraverso un semplice gesto, quello di ascoltare il proprio cuore attraverso quindi i battiti cardiaci, il semplice gesto di sentire se i battiti sono regolari o irregolari. Ma tutti noi siamo capaci di poter fare questo ascolto, un primo ascolto così? Io penso che attraverso dei semplici gesti che un medico, un operatore sanitario può spiegare ai comuni cittadini, si può riuscire a spiegare quando un polso batte in modo regolare o in modo irregolare. Capire qual è la frequenza corretta dei battiti cardiaci, se il cuore va troppo piano o se va troppo veloce, in modo tale da attivare tutte quelle che sono i mezzi per poter arrivare poi a una diagnosi, quindi rivolgersi proprio al proprio medico curante, il quale poi può o meno confermare se c'è un problema dal punto di vista della regolarità dei battiti cardiaci, e poi ovviamente chiedere dei supporti a noi specialisti. Abbiamo visto prima un piccolo filmatino che ci spiegava insomma, quali sono i momenti basilari, come possiamo riconoscere il battito e sentire soprattutto. Prima sentire e poi magari riconoscere affidandoci a persone magari esperte. Sa, i vecchi cardiologi inquadravano un'aritmia che è quella più comune e anche pericolosa, la fibrillazione atriale, come come possiamo dire, il cuore ballerino. Perché rispetto a un cuore normale, dove i battiti sono regolari, che battono sempre allo stesso intervallo, invece nella fibrillazione atriale i battiti sono irregolari, accelerano, decelerano, e quindi di questo i vecchi cardiologi ce l'ha il cuore ballerino, proprio per far capire alle persone che l'irregolarità del battito cardiaco sottendeva a un problema di tipo aritmico. Io ho visto prima che i numeri però ci devono fare preoccupare, perché una persona su 3 ha il rischio di poter sviluppare un'aritmia. Esatto, quello che le persone devono comprendere è che più
le persone vanno incontro a quello che è normale degenerazione senile, la vecchiaia, più si va incontro anche a una degenerazione delle cellule cardiache, e queste poi sono responsabili dello sviluppo di aritmia. L'aritmia più comune che aumenta col crescere dell'età è proprio la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale, che a volte non è riconosciuto dalla persona, dal paziente, e quindi viene detta un'aritmia silente, e quella è quella più pericolosa. Per questo il semplice gesto ogni tanto di sentire se il polso è regolare o irregolare può cercare di andare a trovare quel 30% di queste forme di aritmie silenti, perché la fibrillazione atriale, oltre a poter comportare scompenso cardiaco, che significa affanno, c'è il cuore che non pompa bene. Io a volte ai miei pazienti dico: ecco, quando voi avete una macchina che invece di andare a 4 cilindri va a 3 cilindri, quindi quando tu chiedi al tuo organismo di fare uno sforzo, tu non riesci, hai l'affanno. Perché? Perché il motore, il cuore, non lavora come dovrebbe. E l'altro rischio ancora più serio è l'ictus, perché il cuore, non battendo in modo irregolare, può creare dei piccoli grumi di sangue in alcune zone del cuore, in particolare nell'atrio e nell'auricola sinistra specificatamente, che poi vanno in circolo e creano questi trombi che vanno nel cervello, e quindi un ictus. Molta gente va in pronto soccorso non sapendo di avere la fibrillazione atriale, ma perché ha l'ictus, e noi poi dagli accertamenti con i colleghi in pronto soccorso ci accorgiamo che la causa è proprio l'aritmia, la fibrillazione atriale, che il paziente non sapeva, non aveva riconosciuto e non aveva quindi messo in moto quello che noi domenica dovremmo cercare di spiegare ai nostri cittadini. Allora, diciamo subito, questa è una giornata di sensibilizzazione. Esatto. Però vanno benissimo le giornate di sensibilizzazione, però serve anche una prevenzione estesa. Quindi a che età bisogna cominciare a controllare il cuore? Quali sono gli esami, magari quelli meno invasivi, per incominciare a non essere invasivi questi esami? Diciamo che non c'è un'età specifica per cui una persona deve iniziare a fare dei controlli. È chiaro che sotto guida del medico di base il paziente deve essere indirizzato a tutti quelli che sono i controlli basilari. Il semplice elettrocardiogramma, che secondo me a una certa età è giusto, perché le aritmie cominciano a essere sempre più frequenti, come ho detto prima, con l'invecchiamento della popolazione, quindi aumentando l'età. Quindi diciamo, a partire già da soggetti oltre i 50-60 anni è giusto che devono regolarmente fare, anche se non hanno disturbi, almeno una visita cardiologica all'anno, ma sempre guidati dal medico di base, che ovviamente va a valutare le predisposizioni attraverso quello che lei ha detto, i fattori di rischio cardiovascolari. Un paziente che ha il diabete, che per noi è il fattore di rischio più importante, più pericoloso, che è fumatore, che è iperteso, che ha la dislipidemia, questi sono i fattori che incidono in modo negativo su quello che è le problematiche cardiache. Allora, quello che noi vogliamo dire stamattina è che bisogna ascoltare il nostro cuore. È importante ascoltare il nostro cuore. E lei prima ha citato un esempio, l'affaticamento, quando magari saliamo le scale, abbiamo fatto la spesa, ci accorgiamo che quello è un campanello d'allarme importante. Altri quali possono essere? Altri esempi per cui noi dobbiamo fare molta attenzione? Ma altri esempi, quando facciamo dei piccoli sforzi e sentiamo delle costrizioni al petto, allora là dobbiamo cominciare a pensare che c'è un ipoafflusso attraverso le coronarie, e quindi là sospettare che c'è una coronaropatia, e quindi anche in quel caso attivare degli accertamenti per capire se il nostro cuore, ripeto, sta lavorando in modo normale. Altro sintomo che può allertare, ritornando sul nostro discorso delle aritmie, a volte le persone sentono un vuoto, un tonfo e poi un vuoto. Cioè, dottore, mi è successo che è come se il cuore si fermasse. Quelle già sono delle extrasistoli, e quindi dei battiti irregolari che ovviamente danno quella sensazione del battito, del tonfo più forte, e poi, siccome poi c'è un momento in cui il cuore deve recuperare, è come se il cuore si fermasse. Allora dice: mi sono sentito come nello stomaco un vuoto. Io faccio a volte l'esempio come quando con la macchina andiamo al Tondogene e c'è quel cavalcavia, e quindi si sente il sobbalzo con la macchina, si sente il vuoto, e quindi ho detto: sì dottore, così come il vuoto quando io con la macchina salto, e quelle sono delle banali existe, anche quelle che possono
possono a volte essere sottovalutati, possono invece sottendere a delle aritmie più importanti e quindi delle patologie sottostanti che uno magari il paziente non è a conoscenza. Allora io direi di rinnovare e ricordare di nuovo l'appuntamento, da che ora a che ora? Allora saremo a Piazza Stesicoro dalle 8 alle 14. Io devo ringraziare intanto il Comune di Catania nella persona del sindaco, l'avvocato Trantino, il vice sindaco Pesce, che ci hanno creduto e mi hanno supportato e mi hanno dato tutte le autorizzazioni. Devo ringraziare anche il rettore dell'Università di Catania, il professore Foti, che anche lui immediatamente ha dato il suo patrocinio. Devo ringraziare l'Ordine dei Medici, il dottore Alfio Saggio. Devo ringraziare il mio direttore generale, il quale è il dottore Sandrocido, che mi ha dato l'autorizzazione anche di avere il personale che è volontario, che mi sopporta in questa giornata, ma soprattutto devo ringraziare la Croce Rossa italiana nella persona della dottoressa Landeri e il suo collaboratore più stretto Rosario, il dottore Grosso, che ovviamente mi ha messo a disposizione un gazebo e anche un camper ambulatorio per poter essere vicino ai cittadini e alla popolazione proprio domenica 1 marzo. E anche vorrei ringraziare voi per la vostra ospitalità, che mi ha dato questa possibilità, questo spazio per poter divulgare, e infine anche il direttore, l'ingegnere Fiori della Circomettinea, che mi ha permesso di poter mettere delle locandine all'interno delle autovetture della Circomettinea e negli spazi liberi della Circomettinea, per poter quindi cercare di dare questo massaggio il più ampio possibile alla popolazione cittadina di Catania. Noi speriamo e ci auguriamo che il messaggio stamattina sia stato recepito. Sì. Presentatevi domenica 1 marzo, già a partire dalle 8, ma anche a mezzogiorno, alle 11, fate con calma, tranquilli. Fate fare un controllino veloce, perché è una cosa velocissima, fate sentire il vostro cuore agli esperti, ai medici, che poi chiaramente se non rileveranno nulla vi diranno tranquilli puoi andare, altrimenti vi indirizzeranno al vostro medico di base e poi da lì incomincerà poi un controllo più imparare ad ascoltare il proprio cuore con un semplice gesto, perché non tutti sanno come si sente il polso e come si fa, quindi un semplice gesto può anche già aiutare a individuare delle problematiche. Grazie al dottore Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie, cardiologo del Policlinico Rodolico San Marco di Catania. Ci dobbiamo fermare, fra poco andremo a Sanremo. Restate con noi a Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di giovedì 26 febbraio. Anticiclone mediterraneo sulla nostra penisola, tiene lontano dalle perturbazioni. Tempo per lo più assolato, fatta eccezione per le nebbie sulla Valpadana, un po' di nubi tra Liguria e Toscana, ma senza precipitazioni. Sulla Sicilia tornerà a splendere il sole, tempo stabile e asciutto e con ventilazione per lo più debole o assente, mari quasi calmi sia sotto costa sia a largo. Contesto climatico mite ma senza eccessi particolari, temperature diurne comprese tra i 16 e i 18 gradi. Uno sguardo ora alla giornata di venerdì, poco cambierà. La pressione atmosferica resta alta, garanzia di bel tempo e stabilità, cieli sereni o poco nuvolosi, sull'isola poche anche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli vi rimando come di consueto all'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate gli articoli sul nostro sito web. Eccoci, siamo di nuovo insieme per Buongiorno Sicilia e allora vedo già collegate entrambe, sia Roberta che abbiamo già sentito, sia la nostra Veronica Barbarino. Buongiorno, arriviamo da voi fra pochissimo, attendo un segnale dalla regia perché io volevo partire da un contributo che la nostra Roberta, che ieri sera, come ogni sera ormai, prima del festival, assieme a Emanuela Corsi, assieme alla stessa Veronica Barberino, ci regalano l'attesa, l'avvicinamento proprio alla serata. Quella di oggi sarà la terza serata del festival. Allora, vediamo qual è l'atmosfera ieri, poco prima dell'inizio della seconda serata del festival, e vediamo cosa ha raccolto la nostra Roberta in questa clip. Più di un'ora e mezza all'inizio della seconda serata, la situazione ai primi varchi di controllo qui sulla via Matteotti è questa, guardate.
c'è davvero tantissima gente che deve fare il passaggio dai varchi e sono praticamente le persone che occuperanno ovviamente i posti all'interno del Teatro Ariston per la seconda serata del festival, per la serie grande attenzione alla sicurezza. Sì, sono siciliano. Sì. Di dove? Provincia di Caltanissetta. Ah, allora ci saluti, insomma siamo su Antenna Sicilia. Allora buonasera a voi e buonasera a tutti quanti. L'attimo che la signora sta dicendo è il canale preferito di mio papà, sì. Quindi ci segue il nostro TG. No, tutto. Però c'è un ragazzo che ha attratto la mia attenzione, che mi ha, come dire, ci sta riprendendo. Facciamo questo gioco. Lui riprende noi e noi riprendiamo lui. Buonasera. Intanto complimenti per il look. Grazie mille. Cosa ti occupi? Posso darti del tu? Ma certo, io mi chiamo Stefano e canto, più o meno. Stefano, canti con un piano forte qui? Qui è ispirato a un look degli anni 80 di Mia Martini, quindi... Senti, ma non è che per caso, in fatto, insomma, con un discorso di campanile che siamo in Sicilia e arriviamo in Sicilia ci fai un pezzettino di qualcosa? Così, a cappella, come gli artisti veri? Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Vediamo un po'. Che ti viene, vai. Riscoprire io e te la ragione di essere, cosa grande, cosa che solo io stento a credere. Allora, c'è un po' di differenza tra quello che c'era ieri sera e quello che invece è la situazione attuale, con la nostra Roberta sempre davanti all'Ariston. Permettimi, Roberta, di passare un attimo da Veronica che non abbiamo ancora sentito. Buongiorno Veronica. Buongiorno a tutti. Qua si respira un'aria frizzantina, è bellissimo, adesso si sente che si stanno avvicinando i giorni clou di Sanremo, infatti la città è anche più piena di gente, come si dice, più viva. E allora Veronica, fra poco veniamo da te. Rapidamente vado dalla nostra Roberta ancora perché... sì, ci sono i giovani e di giovani parleremo con Veronica fra pochissimo, ma intanto la serata di ieri, la seconda, ha visto in gara altri, diciamo una prima parte, 15 dei 30 big e una considerazione mia, vedendola da fuori, perché io sono un telespettatore in questo momento del festival, non vivo insieme a voi quella che è l'atmosfera. Quello che ho potuto notare è che c'è una presenza costante nella cinquina della prima serata. Le canzoni non erano uguali, ma anche in questa cinquina che diciamo rappresenta le prime 5 posizioni, non in ordine diciamo esatto, però ci stanno dentro. C'è la presenza di Fedez e di Marco Masini in questa cinquina diciamo, che viene fuori dalla classifica nella seconda serata. È un segnale? Allora Angelo, sì, diciamo che questa tua domanda mi permette un po' di chiedere alla nostra regia di sovvertire l'ordine dei nostri contributi. Hai detto benissimo, hai fatto un'osservazione attenta. Ieri sera sono scese in campo delle giurie diverse, perché? Perché è partito con il 50% il peso della giuria del televoto, infatti sono partiti credo sui telefonini di tanti gli inviti a far votare gli artisti con i codici annessi, e poi la giuria delle radio, e sappiamo quanto le radio siano importanti per il Festival di Sanremo, per il successo dei brani presenti al Festival di Sanremo. È vero, in questa cinquina che è arrivata praticamente alla fine della seconda serata emergono dei nomi, Tommaso Paradiso, LDH7, Night, Thermal Meta, e come un voto diviso in percentuali, 33%
evento voto sala stampa, TV e web. Ok, va bene, allora diciamo che poi la seconda parte si sono sfidati Angelica Bove con Mazzariello, un giovane cantautore, invece Angelica Bove viene da TikTok. Monica, grazie anche a Roberta. Torneremo a Sanremo fra pochi minuti, una breve pausa, avremo un altro ospite in studio qui e poi chiuderemo con Sanremo, chiuderemo anche con le previsioni anche per la giornata di oggi del nostro Marco Amato proprio su Sanremo. Restate con noi a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Allora, da Sanremo ai neutrini, il passo diciamo che non è brevissimo, però ne parliamo con un esperto, ne parliamo con il dottore Giacomo Cuttone, che è il Principal Investigator progetto KM3N e T4RR. Poi magari cercheremo di capire quali sono queste sigle, perché altrimenti riempiamo la testa soltanto di parolone. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Allora, la Sicilia in questo momento, per quanto riguarda lo studio dei neutrini, si trova al centro veramente del mondo. Sì, in questo momento siamo al centro del mondo, anche perché stiamo realizzando questo grande osservatorio, un telescopio sottomarino a 3500 metri di profondità, 100 km al largo di Portopalo di Capopassero. L'idea originale è del professore Migneco di fine degli anni 90 e negli ultimi 10 anni abbiamo duramente lavorato per farla diventare realtà. Chilometro cubo net o chilometro cubo è la dimensione del telescopio che stiamo realizzando e installando 100 km dicevo, al largo di Portopalo di Capopassero a 3500 metri di profondità. Perché stiamo facendo questo? Perché i neutrini, che sono delle particelle che hanno una massa molto piccola e sono senza carica, fanno parte di quei messaggeri che ci narrano di come l'universo si sta evolvendo, di come è nato, di come si sta evolvendo, di come si sta sviluppando. Non è l'unico messaggero, ma ha una caratteristica particolare, che è quella di portare con sé, proprio perché ha una massa molto piccola e non ha carica, di portare con sé le informazioni originarie degli eventi che lo hanno prodotto. E che cosa ci dicono questi messaggi che abbiamo in questo momento a disposizione, se possiamo, diciamo, interpretare? Guardi, un anno fa abbiamo per la prima volta rivelato il neutrino di più alta energia mai visto sulla Terra, che ci ha aperto e ha aperto a tutta la comunità scientifica internazionale una finestra nuova sull'universo. Questo è un neutrino che sicuramente viene al di fuori della nostra galassia e che ci dice di fenomeni estremamente catastrofici, cataclismatici, come noi li chiamiamo, che stanno regolando la vita dell'universo stesso. Quindi questo ci sta facendo capire, ci può fare capire molto sulla materia oscura, ci può fare capire molto sull'interazione di buchi neri e galassie, quindi in qualche modo ci permette di meglio comprendere o provare a iniziare a meglio comprendere da dove veniamo e forse anche dove stiamo andando, se volete. Perché in Sicilia abbiamo un mare splendido. Per rivelare i neutrini, sono particelle estremamente sfuggenti, dobbiamo stare in un'area di silenzio cosmico, il mare è il posto migliore, il nostro mare è il migliore che c'è per poter rivelare i neutrini, perché al di là di tutto quello che si dice, comunque la qualità dell'acqua è veramente splendida. E questo ci sta ponendo la Sicilia al centro dell'attenzione internazionale, che se volete non è solo una Sicilia che racconta di scienza, ma che racconta di un mare e di condizioni ambientali perfette per questo tipo di grandi imprese, con ricadute sul territorio che sono ovviamente assolutamente di primo livello. Ci sono comunque dei partner importanti che collaborano in questo progetto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ci sono università, ci sono centri di ricerca non solo italiani ma anche internazionali che partecipano a questo studio, che è pilotato proprio dalla nostra terra. Sì, KM3Net è una collaborazione, prima di tutto una collaborazione internazionale, una collaborazione europea, adesso riconosciuta come strategica dall'Unione Europea. Adesso si è già trasformata da una collaborazione scientifica anche con una forma societaria che ci darà
il modo di poter negli anni futuri poter andare a meglio gestire i finanziamenti che riusciamo a prendere. Vede Italia, Francia, Olanda, Germania, Belgio e poi anche Australia, anche Sudafrica, Stati Uniti partecipare a questa collaborazione. In Italia non siamo solamente noi, c'è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, ci sono molte università, fra cui il nostro Ateneo, che ha un ruolo importantissimo in questa avventura, come ben messo in mostra anche dal rettore Foti durante il suo intervento. È, come dire, un orgoglio nazionale e un orgoglio internazionale che vede nella Sicilia il punto di, come dire, di raccolta dei dati, il punto principale in cui convergiamo e in cui i ricercatori da cui i ricercatori arrivano e non vanno via, perché il capitale umano non solo lo stiamo difendendo, ma abbiamo anche ricercatori da fuori che vengono qui. C'è un contributo importante anche con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, perché aver realizzato questo grande laboratorio sottomarino con i colleghi dell'INGV ci permette anche di studiare in un laboratorio, in un momento splendido, in un posto splendido dove si incontrano la placca sud-europea e quella nordafricana, quello che ha generato i grandi vulcani, incluso il nostro, ma anche grandi terremoti. Lì stiamo anche misurando informazioni geofisiche e vulcanologiche di grandissimo interesse, quindi un laboratorio veramente multidisciplinare. 30 aziende lunedì sono venute qui, delle 70 coinvolte nel progetto, aziende italiane, siciliane, aziende europee e statunitensi sono venute qui, hanno portato i loro prodotti che in molti casi sono stati frutto del fatto che noi facciamo una ricerca che è di frontiera, quindi abbiamo bisogno di una tecnologia che è di frontiera. Quindi è una narrazione totalmente diversa della nostra terra e della nostra regione e anche della nostra città. Allora, possiamo augurare buon lavoro, in bocca al lupo, perché immagino che non è facile portare avanti questo progetto. Magari più avanti faremo un aggiornamento su quello che si riesce a mettere insieme, perché i dati arrivano praticamente in maniera costante. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E quindi faremo abbiamo tante altre opportunità da discutere. Grazie allora al dottore Giacomo Cuttone, che è il Principal Investigator del progetto che riguarda i neutrini, e lo facciamo nel nostro mare, lo facciamo nel mare a largo della nostra Sicilia, a sud della Sicilia. Buon lavoro, resti qui con me, perché adesso torniamo a Sanremo e andiamo a Sanremo. Vedo già collegata la nostra Roberta Lunghi e da lei vado e poi torneremo di nuovo da Veronica. Di nuovo da te, Roberta. Angelo, avevo detto nel primo collegamento, è un clima surreale, non c'è nessuno, ovviamente, passato qualche minuto, insomma la gente mi ha prontamente smentita. Ci siamo un po' avvicinati al Teatro Ariston all'ingresso, dietro le transenne c'è in questo momento una diretta di una trasmissione Rai e c'è davvero tanta gente, signori che salutano, ecco, un saluto. Allora io però sono attratta, tu lo sai, ogni tanto sono un po' impertinente, sono attratta invece dal look di questo signore che già insomma di prima mattina è elegantissimo. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Lanfrançois. Lanfrançois, lei è un artista? Sì, sono un cantante. Sono 3 anni e mezzo che canto, 208 brani a memoria, già 10 inediti, tutto autodidatta, senza nessuna lezione di canto, senza nessuna scuola di canto. Lei ha composto 200 brani? No, no. 10 inediti, 10 inediti e 208 cover a memoria. Tutti a memoria, non ha bisogno del leggio. 40 ore di canto settimanali. Ma qual è il suo genere? Heavy metal, rock, blues rock, mi piace Zucchero, Vasco, Ligabue, canto anche i Pooh, però ho una voce eclettica, faccio anche Frank Sinatra. Io avevo spazio dagli AC/DC a Frank Sinatra. Caspita, e lei potrebbe stare sul palco dell'Ariston certamente. Insomma, io alla fine per adesso mi sto divertendo, poi sarà quel che sarà, anche perché comunque spazio ai giovani, no? Spazio ai giovani. Comunque buona giornata. Chi c'è adesso? Cioè, perché siete qui davanti? Ma innanzitutto io vengo ogni anno, sono 4 anni che vengo a Sanremo. Ma adesso perché siete tutti qua? Scusi, io chiedo. Lei comunque la spalla del rockstar. Perché comunque sono stato già un concorso canora importante, logicamente
dove fa concorrenza a Sanremo, diciamo. Ah, benissimo. Allora, io scusate che sono in una diretta e vi ringrazio di aver contribuito. Noi però dobbiamo dire che abbiamo un occhio puntato sui big di Sanremo e come abbiamo anticipato e come hai anticipato anche tu, Angelo, c'è una classifica che dobbiamo tenere d'occhio e spicca nel nome di due giovani, Elodie H7, due presenze con il cuore del Sud che hanno impressionato evidentemente il pubblico che ha votato da casa, perché ieri c'era il televoto, e il pubblico delle radio, neanche a dirlo. Se ti va, risentiamo un piccolo contributo proprio dalle loro due voci e ritorniamo per i saluti. Come nasce? Nasce che abbiamo finito entrambi il nostro tour estivo, ci siamo ritrovati a Roma, a casa mia, ed era la classica sessione che dovevamo, poi c'era il pezzo da cestinare. E invece è andata di... Com'è andata questa prima serata sul palco di Sanremo? No, è andata molto bene, dai. È stata incredibile, siamo felicissimi, ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo. Parlando di Sicilia, il vostro legame, c'è un legame con la terra? Sì, io ho fatto un sacco di concerti in Sicilia, ci sono tanto legato, l'ho girata tantissimo e io ne sono totalmente innamorato. Io glieli ho organizzati, no, sto scherzando. Allora abbiamo sentito semplicemente un piccolo estratto di quello che è stato un contributo che abbiamo visto ieri. Vorrei andare un attimo, Roberta, da Veronica che ha due ospiti. Abbiamo un minuto, Veronica, prima di dover chiudere. Allora vengo da te. Ho due ospiti. Sì, abbiamo parlato di giovani talenti, magari li vedremo il prossimo anno sfidarsi, magari loro due proprio sul palco dell'Ariston. E dal sud, da Napoli e da Bari, abbiamo Carlos Sem, Martina Patruno. Voi che genere di musica state proponendo? Dovete sapere che a Casa Sanremo c'è un palco dove di continuo si esibiscono questi giovani talenti per farsi conoscere, perché no, magari veramente domani calcare l'Ariston. Allora, il mio è un pezzo trap rap napoletano, canto in napoletano, sì. Tu invece mi dicevi che sei pop. Sì, ho scritto questa canzone che parla di un amore estivo che sembra durare per sempre, ma in realtà si limita a poco tempo, a una sola notte. E poi diamo un'occhiata anche a quello che sono i look pazzeschi. So bene, ti piace? Vado forte? A posto allora. Tu pure. Bene. E tu pure, si vede che sei giovane e non senti freddo. No, infatti. Grazie Veronica. Angelo, questo sono quello che potrebbe appunto domani calcare l'Ariston. Grazie, e grazie. noi glielo auguriamo. Veronica, grazie. Andiamo di nuovo da Roberta per i saluti. Sì. Allora andiamo ai saluti, voglio salutarvi in questo modo, quello che cerchiamo di fare tutte le sere non riusciamo a fare, percorrere questo tratto. L'attesa oggi, ve lo dico, si chiama Eros Ramazzotti e Alicia Key, grandi super ospiti. Allora vi porto con me, con Alfio Ossino, e vi faccio vedere, almeno ci riusciamo al mattino, questo benedetto carpet così complesso da raggiungere. Eccolo qua, il Teatro Ariston di Sanremo, con tutta l'attenzione alla sicurezza che ovviamente ci impedisce tante volte di mostrarvi anche queste immagini, e siccome la gente si assiepa qui solo per vedere, abbiamo visto anche noi. Ti restituisco la linea, Angelo. Grazie Roberta, grazie Veronica. Grazie, ciao, buona giornata. L'appuntamento, il primo appuntamento nei telegiornali, chiaramente delle 13:30 su Antenna Sicilia, 14 su Telecolor, alle 14:30 Voci da Sanremo su Telecolor, e poi ancora alle 17:50 circa su Antenna Sicilia raccoglieremo il meglio della giornata, poi alle 19:28 in diretta, in contemporanea, reti unificate su Antenna Sicilia e Telecolor, ancora Voci da Sanremo. Ringraziamo anche la collega Emanuela Corsi, che stamattina l'abbiamo visto ma che vedremo nelle prossime ore. Adesso abbiamo un paio di minuti soltanto, ma corriamo, andiamo di fretta dal nostro Marco Amato, c'è l'oroscopo e ancora una volta accendiamo i riflettori su Sanremo.
Marco, solo da te, allora questo festival che cosa ci dice da un punto di vista, diciamo, astronomico? Allora, le stelle di questo festival sono molto sentimentali, dolci e appassionate. Mi è piaciuto moltissimo ieri sera, emozionante, l'omaggio della Vanoni, fatto da Camilla Ardenzi, la nipote, la maniera in cui Laura Pausini ha salutato Ornella da Sanremo come se fosse in comunicazione. Un bellissimo tono da segni d'acqua, Venere del Resta in Pesci, ma parlando sempre di segni d'acqua, anche gli LDH7 mi sono piaciuti molto, proprio perché hanno parlato comunque col sangue un po' del sud. Ebbene, Scorpione e Pesci, quindi i segni d'acqua sono proprio tutti quelli che trionfano stasera. Ne vedremo delle belle, anche perché l'ospite è Eros Ramazzotti stasera con uno Scorpione anch'esso, una luna oggi congiunta a Giove, serata assolutamente sorprendente per citazioni e tutto quello che riguarda la grandezza. E detto questo, auguro a tutti i segni zodiacali una buonissima giornata, in particolare a Scorpione, Cancro e Pesci. Ciao Angelo, buongiorno Sicilia e buon Sanremo. Marco, prima di salutarci, non abbiamo ancora affrontato mai la questione legata al possibile vincitore. Insomma, in questo momento ancora abbiamo sentito tutte le canzoni, non è che non le abbiamo sentite, però per quello che è il tuo quadro, perché quello che tu hai potuto in qualche modo scrutare, ecco, mettiamola così, c'è un favorito? Sono favoriti, sono i mercuriali, quindi Gianelli è Vergine, ma anche e soprattutto il Toro. Per il Toro, Tommaso Cancro, questo lunare, però c'è una risalita molto importante. Come terza e ultima opzione metterei anche un omaggio all'originalità acquariana di Dito nella piaga, che è stata veramente molto molto originale. Grazie per questi tuoi, diciamo così, queste tue osservazioni. Approfitteremo anche domani, visto che sarà l'ultimo giorno in cui ci potremo sentire, magari ci darai qualche particolare in più su questo festival. Grazie a Marco Amato. A domani, grazie davvero. Vado invece da Marco Carli, abbiamo un minuto, Marco. Un minuto. La prima pagina della Gazzetta la vedo già. Un minuto, Dice facciamo in tempo, no? Si parla di Sanremo, abbiamo detto che tanta parte dell'ascolto magari è stato eroso proprio dalle vicende sportive. Allora andiamo a vedere che cosa è successo soprattutto ieri in questa seconda giornata di Champions League, con le due italiane che hanno giocato sicuramente un'ottima partita. Una è riuscita a passare il turno, a ribaltare, l'unica delle italiane che è riuscita a ribaltare il risultato dell'andata, cioè l'Atalanta. Ha battuto 4-1 il Borussia Dortmund dopo aver perso 2-0 in Germania, e dunque sarà l'unica italiana agli ottavi, perché la Juve ci ha provato fino alla fine, veniva dal punteggio di 5-2 a proprio svantaggio con il Galatasaray, vinceva 3-0 alla fine dei tempi regolamentari, è andata ai supplementari dove ha subito 2 gol. Ha giocato anche con un uomo in meno. Ha giocato con un uomo in meno, uscendo dalla competizione, per cui alla fine nella più grande competizione europea l'Italia si ritrova con solo una squadra, cioè l'Atalanta, fuori sia l'Inter nella giornata precedente che la Juventus. Grazie Marco, ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, torniamo domani come sempre alle 8, ovviamente l'augurio a tutti voi di una buona giornata.